veloce, onda anomala sì, l'errore di Erasmus che prova a mantenere l'iniziativa davanti a Oksana, cavallo numero 6 qualificato. Oksana che cerca posizione, idem per ottima sesta, una seconda e quell'altra però rimane di fuori per l'inserimento di Opera che va quarta la corda. 200 metri in 15 e mezzo, poi si rallenta, esce Opera che di scatto risale il gruppo e va all'attacco di onda Roma che è costretta ad accelerare, seconda frazione in 17,9 addirittura. Opera in pressing su onda anomala, diventa sempre Oksana a precedere il resto del gruppetto. Opera che insiste, questa frazione si ravviva, 15,4, onda anomala che prova a reagire sull'attacco di Opera che al passaggio va deciso, le due danno vita a una frazione violenta, onda anomala che si difende, Opera l'attacco e ne esce un bel 200 in 15,3. Oksana che segue a precedere il resto del gruppetto con all'esterno il Todo PS che prova l'avanzata, sempre in pressing Opera su onda anomala, si arriva al chilometro con una frazione in 16,4, si torna ad accelerare dopo la penultima curva, il primo due che sta cercando di dentro Oksana, Todo PS e gli altri. Si difende bene onda anomala, Opera che viene staccato a 400, la frazione di fronte in 15,2, perde contatto Oksana, onda anomala che prova la fuga da Opera che si sistema seconda in corda a precedere il resto del gruppo, si sistema a ventaglio nelle loro per le piazze. Onda anomala che percorre l'ultima curva in 14 secchi, allunga ancora Opera che prova a tornare negli ultimi 50, Opera con coraggio estremo va su onda anomala e nel finale li attacca e probabilmente abbatte, mentre nella lotta per il terzo